La scelta dell'amministrazione comunale di riproporre a partire dal 2022, dopo questi 2 anni di pandemia, il progetto di regolamentazione dell'ingresso nel centro storico di Venezia dei turisti pendolari, in pratica tutte quelle presenze di giornata che arrivano e partono senza pernottare in città, incassa subito il primo convinto consenso dell'Associazione Veneziana Albergatori. Siamo d'accordo con l'amministrazione comunale, la appoggiamo pienamente, chiediamo però un diverso modo di applicazione del provvedimento, in maniera tale che si spinga più che alla dazione economica alla riserva della città, cioè a riservare il posto in città per chi non ne dorme evidentemente negli alberghi o negli appartamenti, e dall'altro lato avere anche la possibilità di avere un incasso per l'amministrazione comunale per ripagarsi dei costi veramente notevoli che comportano questi turisti pendolari. Appoggio all'amministrazione, confronto sul provvedimento. Ci sono però da parte degli operatori anche consigli per migliorarlo. Creare dei terminal sulla gronda lagunare dove far giungere i turisti pendolari e poi farli entrare per porte di accesso secondari, non come adesso dove tutti giungono sulla testa del Canal Grande a Piazzale Roma. Bisognerebbe chiudere il Ponte della Libertà a chi non vive a Venezia, a chi non studia a Venezia, a chi non lavora a Venezia e a chi non ha una prenotazione alberghiera o dorme in un albergo o un appartamento a Venezia. Con il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori Claudio Scarpa concorda pienamente anche il presidente dell'associazione Vittorio Bonaccini, secondo il quale va salvaguardata una città fragile come Venezia, soprattutto a vantaggio delle future generazioni. Venezia va amata, Venezia va rispettata, Venezia va tutelata, ma con ciò non significa escludere qualcuno. Si tratta semplicemente di non escludere coloro che ci succederanno, perché con questi ritmi è ovvio che non saremo in grado di tramandare la nostra città a chi ci seguirà, a chi verrà dopo di noi.